sotto le luci. Non è più tempo di correre, è il tempo di restare. La gloria non è un regalo, è il peso di ciò che hai costruito. Penalty Awards, la misura del coraggio, oltre la linea, dove il destino si decide in un respiro. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Niente ombre, solo luce, niente scuse, solo obiettivi. Il momento è adesso, il momento è qui. Penalty Awards, il segno della vittoria. Il sindaco di Caltanissetta presenta i Penalty Awards. Sono molto contento di averla tra noi questa sera perché festeggiamo il calcio dilettantistico dove la Nissa è stata una vera e propria protagonista e siamo sicuri che chissà ci potrebbe anche regalare una Lega Pro, ma non vogliamo parlare per essere scaramantici al massimo. Signor Sindaco, Caltanissetta diventa veramente il centro di tutto ormai. Ma guardi, sono orgoglioso di questo perché ringrazio voi per queste manifestazioni che organizzate al centro della Sicilia e Caltanissetta, che tra l'altro quest'anno ha dato veramente spettacolo con la nostra Nissa, che speriamo, così come dice lei, siamo scaramantici di poter andare alla Lega Pro. C'è molta attenzione sullo sport. Caltanissetta mi accorgo che è una città veramente sportiva. Abbiamo concluso adesso con il torneo internazionale di tennis che è stato un successo, abbiamo avuto questo campionato favillante della Nissa e abbiamo queste manifestazioni che chiaramente qualificano il lavoro che viene svolto e ringrazio veramente tutti per la partecipazione e per scegliere Caltanissetta e questo teatro che veramente è un fiore all'occhiello. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. L'assessore Toti Petrantoni ancora una volta vicino ai Penalty Awards, terza stagione, siamo contenti, il teatro è bellissimo, la gente arriva soprattutto al centro della Sicilia che è diventata ormai il fulcro anche di progetti sportivi. Assolutamente sì, intanto grazie a voi per essere ancora una volta qui a Caltanissetta. Il nostro esserci ci sarà insomma anche per le prossime volte. Siamo qui, siamo contenti, come dicevi bene caro Ettore, siamo al centro della Sicilia e questo ci aiuta molto, ci fa fare tante attività. Il penalty ormai è di casa e quindi cominciamo e premiamo tantissimi atleti e tantissime società. Complimenti. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Siamo con Sandro Morgana, presidente della FIGC. Presidente, io credo che ancora una volta la passerella del calcio dilettantistico fa piacere insomma, rivederla. C'è stata la bellissima serata della FIGC qualche giorno fa, si ritorna di nuovo tutti qui, adesso c'è una competizione però. Beh no, non c'è una competizione, con lei no, assolutamente. No, competizione nel senso che ci sono i giocatori e atleti che vanno in gara. Ma non c'è dubbio, qua c'è una competizione, da me non c'è una competizione, diciamo è più istituzionale nel senso che io premio le società che hanno vinto i campionati, quindi non ho nessuna, vado semplice, poi c'è una giuria dei giornalisti che fa una piccola scelta al miglior giocatore allenatore, credo che sia una bella serata, anche questa, io vengo sempre con piacere, lei lo sa, perché quando si parla di calcio dilettantistico, quando si parla di società siciliane, di eccellenze siciliane, io ci sono. È come quando si inaugura un campo. Domenica sono stato a Motta Sant'Anastasia, c'era il ministro Musumeci, il presidente Galvagno, abbiamo inaugurato una bellissima struttura. In questa occasione il presidente della Federcalcio deve esserci. In prima linea. In prima linea.
come sarà in prima linea anche nella prossima stagione, che si presenta molto interessante, una Serie D accattivante, ma soprattutto i 2 gironi di eccellenza. Beh, certamente i 2 gironi di eccellenza saranno veramente interessanti, così come sarà bella la Serie D, nella quale io spero ardentemente che non ci sia la Nissa, e quindi Siamo in tanti a sperarlo. bene, diciamo che abbiamo buone speranze, però le speranze devono rimanere speranze finché non si traducono in realtà. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Imbarazzante questo nuovo singolo esploso nelle radio, in TV, sui social. Valeria Chiodelli, devo essere molto sincero, sei la sorpresa di quest'estate 2026. Grazie Ettore, io devo ringraziarti perché grazie a te oggi è la prima volta che appunto porto Imbarazzante davanti a un pubblico, perché finora non l'ho mai portato, quindi grazie intanto per avermi dato questa opportunità. Sound giovanissimo, sound brioso, estivo, diciamo alla moda. Alla moda sì, però in questo messaggio, diciamo, in questo modo ironico diamo un messaggio ben preciso che è contro alcuni stereotipi maschili che sono convinti appunto che le donne siamo attratte dai soldi, dai macchinoni, dal fisico perfetto, dalla tartaruga, ma non è così, basta, noi donne vogliamo un amore semplice e genuino. Cazzo mi frega della tua catena al collo, dei tatuaggi che hai scolpito sulla pelle, e i tuoi racconti finti sono balle, di quello che ti cali. Cazzo mi frega della tua tipa che è una vita che ti aspetta, della tua finta vita maledetta, e per sentirti così strano nel sociale vedi come un animale. Lo sai sei divertente, ma pensi veramente di essere speciale, ma vuoi una vita normale, qualcuno da amare, ballare in riva al mare, lontano da te. Voglio una vita normale, il mare a Natale, e sulla sabbia bruciare, lontano da te. Azzo mi frega se hai spacciato l'altra sera dei soldi facili, azzo mi frega se vuoi una vita ancora più spericolata, guarda che l'hanno già cantata. Ti senti figo, ti senti divo, persino a volte sì ti senti alternativo. Mi dici sempre queste cose qua, droga, soldi, tipe, troia e Cadillac. Lo sai sei divertente, ma pensi veramente di essere speciale, ma vuoi una vita normale, qualcuno da amare, ballare in riva al mare, lontano da te. Voglio una vita normale, il mare a Natale, e sulla sabbia bruciare, lontano da te. Dei tatuaggi che hai scolpito sulla pelle, e i tuoi racconti finti sono balle. Senti un po' imbarazzante. Senti un po' imbarazzante, normale, qualcuno da amare, ballare in riva al mare, lontano da te. Esci dall'ambito, una vita normale, il mare a Natale. Senti un po' imbarazzante, sulla sabbia bruciare, lo dico vero, sulla sabbia bruciare, lontano da te. Lo dico vero, sulla sabbia bruciare, lontano da te. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Il premio Un uomo per lo sport quest'anno viene assegnato ad Edi Tamaio, che con lo sport ha un legame incredibile, primo da ex calciatore, ma soprattutto perché è sempre vicino alle politiche sportive calcistiche. Questo calcio dilettantistico che ormai secondo me è poco dilettantistico, è molto professionale, o sbaglio? Hai detto bene, ho avuto modo quest'anno di seguire la Parma, che è la squadra dove è presidente mio padre, e la Nissa dove gioca mio figlio, e devo dire che c'è poco di dilettantistico, c'è molta professionalità. Infatti devo fare i complimenti a Luca Giovannone e a quello che ha costruito qui in questa città, veramente grande organizzazione, grande
professionalità, tante risorse non solo economiche ma anche risorse umane a disposizione della squadra. È un grande campionato di Serie D, devo dire che ho visto veramente una squadra all'altezza, ma anche altre squadre siciliane all'altezza del campionato. Io dico sempre, lo sport è vita. La mattina vado a fare la mia corsetta, ogni tanto vado in palestra, ma lo sport fa parte veramente della mia vita ora, ma soprattutto prima, quando io giocavo a calcio, perché ho militato così in qualche campionato di eccellenza di Serie D, ho fatto la primavera, per cui dico ho cercato di inculcare questi valori dello sport ai miei figli, ad Aristide e a Mattia, che gioca nel Palermo, nei Pulcini, a 12 anni, per cui il calcio e lo sport in generale sono dei momenti di crescita importanti, perché danno ai ragazzi l'idea di che cos'è la competizione, la sana competizione, l'idea dello spogliatoio, l'idea del gruppo, e soprattutto li allontana dai mali di questa società, che è una società purtroppo oggi molto violenta, in cui c'è un odio sociale importante. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Il premio Santo Palma, un uomo per lo sport, quest'anno, in questa 13ª edizione dei Penalty Awards, viene assegnato a Pippo Franchina, nome importante del calcio non soltanto dilettantistico, ma direi soprattutto nazionale. Da tanto tempo anche presente in questo progetto di questo nuovo Catania, che spera presto di agganciare questa benedetta Serie B. Ma non siamo qui per parlare di Catania, siamo qui per parlare del mondo dei dilettanti, da cui tu in fondo provieni. Ai tuoi albori c'è comunque un progetto dilettantistico. Sì, intanto grazie Ettore del tuo invito, di questo premio che sicuramente mi inorgoglisce. Sì, vabbè, io sono nato col calcio dilettanti, quindi devo dire che onestamente nella mia carriera ho fatto tutte le categorie, dalla terza categoria, seconda, prima, promozione, eccellenza, Serie D, Serie C2, C1, B, Serie A, tutto, quindi diciamo è ovvio che chiaramente se non fossi passato dai dilettanti non starei qua a parlare in questo momento, non avrei potuto magari fare la serie di professionisti, e quindi è ovvio che chiaramente i dilettanti rappresentano un qualcosa di importante, un qualcosa che sicuramente mi ha dato modo di crescere e soprattutto mi ha dato modo di conoscere il calcio a livello dilettanti, dove effettivamente se non si fa il dilettanti, che si fa proprio per la dedizione, il piacere e l'idea di portare avanti un certo concetto, chiaramente non si può arrivare a certi livelli, e sicuramente mi auguro che questo nei dilettanti rappresenti un banco di lancio per tanti amici e tante nuove realtà che ci sono in giro. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Lui è il personaggio televisivo web dell'anno, non poteva mancare certamente ai Penalty Awards. Andrea Russo, so che hai preparato qualcosa di particolare anche per questa sera, ma non ce lo devi svelare.
tu che c'entri con il calcio poi alla fine? Ma il calcio è la perfetta metafora della vita, cioè nel senso all'inizio come qualsiasi professionista fai fatica, corri a vuoto, poi ci metti cuore, ci metti un po' di talento se c'è e magari qualcosa viene fuori. Io poi in carriera, ma sai quando ne ho sbagliati di rigore in finale? Addirittura. Quindi questo qua magari è una volta che l'ho messa dentro. Senti, hai mai pensato di scrivere comunque un pezzo solo sul calcio e addirittura magari, chissà, scrivere una canzone? Magari sì, a farla allo stadio, al Massimino. Un sogno. Sì, bellissimo, sì, mi piacerebbe. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Premio Stampa 2026 a Giada Giacalone, giornalista di Sport Italia, una che mastica calcio 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Ho detto bene? Hai detto bene, sono onorata in realtà di essere qua, onorata di ricevere questo premio, per me è bellissimo perché è nella terra dove sono nata, in Sicilia, quindi c'è un legame per me evidentemente con questa terra e perché mi fa veramente piacere poterlo ricevere anche perché lo consegni tu. Sai benissimo che il calcio dilettantistico è una costola importante per poi diventare calciatori che insomma possono fare una carriera. Qui in Sicilia è una fucina continua, ma spesso e volentieri i problemi attanagliano anche la promozione stessa dei progetti singoli di ogni singolo giocatore. Purtroppo sì, è la realtà che in realtà si sta estendendo un po' in tutta Italia, ormai non diventa più solo una questione del sud, le difficoltà nel portare avanti progetti con persone serie, perché per fortuna di persone serie ce ne sono come anche qui in Sicilia che portano avanti società, lavorando tanto, costruendo squadre importanti, vanno a riscontrarsi poi con difficoltà nel portare avanti le annate. Io mi auguro che possa sempre arrivare al termine di un ciclo ogni squadra che nasce con una promozione e complimenti tra l'altro, ne approfitto per tutte le squadre che quest'oggi andrei a premiare che hanno ottenuto la promozione. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Vincenzo Montana ha detto stampa del Licata Calcio che ritorna in Serie D, una stagione meravigliosa, grandissimo successo anche di pubblico, avete riconquistato anche i vostri tifosi, adesso c'è questa Serie D che vi aspetta, molto impegnativa. La Serie D è impegnativa, veniamo da un anno straordinario, abbiamo riconquistato la categoria dopo una sola stagione, non era semplice, vincere non è mai semplice, Licata è una piazza importante che merita la D, ci siamo goduti questa festa ma la società è già al lavoro per programmare una stagione di D con piazze importanti e un campionato sicuramente di livello. Ogni volta che c'è un premio tuo io mi emoziono sempre nonostante sia dall'altra parte della barricata come te che faccia il giornalista. Lo sport unisce, lo sport aggrega, lo sport quando è quello vero, quando è veramente puro, quando non ci sono sotterfugi, allora forse è la medicina migliore nel mondo d'oggi. Ha detto stampa dell'Acragas che sbarca nel campionato di eccellenza, seppur attraverso i playoff, ma vince anche una Coppa Italia bellissima. Siamo con appunto Domenico Vecchio. Domenico, ti sei di nuovo ributtato nel campo calcistico e soprattutto a ridosso anche di un progetto Acragas che è importante per il calcio siciliano. Sì, per l'Acragas non potevo tirarmi indietro, poi il progetto vincente è un progetto nuovo,
tutti e due gli obiettivi centrati, sia la Coppa Italia che il campionato, sia pure attraverso la strada dei playoff, ma nessuno si poteva aspettare di trovare un Priolo così combattivo e così competitivo fino alla fine. L'importante era ritornare comunque in eccellenza, ripartire. È un progetto che punta e mira ad arrivare nelle categorie che più competono alla città di Agrigento. Io ci sono a disposizione. Lavorare nel mondo del calcio in questo ambiente e con queste prospettive è per me gratificante. Siamo alla 13ª edizione dei Penalty Awards e lui è l'unico sempre presente, perché non può mancare a questo galà dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Tu che insomma di calcio mastichi parecchio. Un tempo ne masticavo di più, però insomma mi fa sempre piacere venire a questi incontri, perché si respira un'aria di calcio vero, quello dilettantistico, dove ci si diverte ancora. È anche vero che nel frattempo continui a scrivere e stai preparando una cosa interessantissima. Sì, ad agosto ci sarà l'opera lirica Tutankhamon a Taormina, poi avremo modo per annunciarlo meglio, però sì, ci stiamo concentrando su questa cosa quest'anno. L'altra costola della Campisi Group, ovvero Piero Campisi, ospite questa sera qui come eccellenza giornalistica siciliana. Nel mondo del calcio sei diventato un punto di riferimento, non per niente sei l'addetto stampa di questo Mazzara che quest'anno festeggia i suoi 80 anni di vita. Tra l'altro ci sarà una premiazione ad hoc. Essere importante nel mondo del calcio dilettantistico è fondamentale, perché poi diventi anche spunto e riferimento. Allora, intanto un grazie di cuore, perché essere qui presente in questo tuo evento che rappresenta l'Olimpo del calcio siciliano è davvero un onore, indipendentemente dal ruolo giornalistico che occupo. E poi sono del parere che il ruolo dell'ufficio stampa per una società e per i media ha un valore e ruolo di notevole importanza, che tutto passa attraverso l'ufficio stampa, l'immagine della società, la comunicazione e lo stile soprattutto, è quello che spesso manca nel calcio dilettantistico, dove bisogna mostrarsi sempre con più larga professionalità ed essere meno ghettizzati, anche con l'espressione tecnica dei comunicati che vengono diramati. Per cui un grazie di cuore a te per quello che fai per la Sicilia, per le società, per le istituzioni calcistiche, perché vediamo qui che c'è il gote del calcio siciliano questa sera. Complimenti. Una bellissima stagione, una stagione lunga, come hai detto tu, completare appunto a questo nel mese di giugno non siamo abituati, però una stagione appagante, alla fine la società è contenta, penso che te ne sei reso conto parlando col presidente, si è fatto un bel lavoro e siamo tutti quanti felici di questa stagione. Alessandro Silverio, addetto stampa della NIS FC, a un passo dalla Serie C, anche se ancora insomma i conti non si sono chiusi. Io credo che questa società in continua crescita regalerà meravigliose emozioni, tutte siciliane. Sei d'accordo? Sì, ci sono tutti i presupposti per regalare qualcosa di importante. Chiaramente il ripescaggio è difficile, però ci sono chance, vedremo quello che succederà, perché le iscrizioni si chiudono proprio oggi e poi capiremo quali sono le squadre che hanno possibilità e quindi che hanno svolto tutte le procedure regolarmente per essere iscritte. Se si libereranno dei posti, chiaramente la Nissa è lì, ma in ogni caso sarà una stagione di primissimo livello, anche se si dovesse disputare il campionato di Serie D. Podría deslizarme en tu cara como lo hace una lágrima. Sabría hablarte sin tener miedo jamás, pero sé que el miedo a veces no lo es. Nunca es suficiente. Si pienso que mi mundo ahora es parte de ti. Escribo estas páginas en mi diario que no está ahí. Me deslizo de esta tinta que ahora está llegando.
único que queda es la música y esa parte de mí. ¿Quién quiere ser amado para no sentirme mal sin ti? A veces hay soledad en mi sonrisa y en el silencio trato de encontrarme a mí mismo. Incluso mi cielo no siempre está sin nubes, por eso siento el sol que está dentro de ti. Escribo estas páginas en mi diario que no está ahí. Me deslizo de esta tinta que ahora está llegando a su fin. Lo único que queda es la música y esa parte de mí. ¿Quién quiere ser amado para no sentir mal? Siento que la noche ya está sobre nosotros. Para terminar, yo también quiero empezar de nuevo desde mí mismo. Aunque el camino no sea fácil, elijo volar contigo. Escribo estas páginas en mi diario que no está ahí. Me deslizo de esta tinta que ahora está llegando a su fin. Lo único que queda es la música y esa parte de mí. ¿Quién quiere ser amado y dejarme ir contigo? Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Marianna Tomagra ancora una volta con Punto Danza presente ai Penalty Awards, grandissima soddisfazione. Grazie Ettore intanto per l'invito, per me è sempre un gran piacere, un onore essere presente e quindi non vedo l'ora di iniziare. Tra l'altro so che questa sera regalerai un'emozione molto particolare. Sì, perché l'hai voluto fortemente tu, diciamolo, però non vogliamo svelare niente e io anzi ne sono veramente grata del tuo invito. Non svelo niente, poi vedrete più tardi. C'era un pallone che rotolava tra i sogni e polvere, una maglia rossa-azzurra come seconda pelle da difendere. Non era solo un gioco, era un destino già segnato, un ragazzino veloce che al fischio d'inizio si è innamorato. Hai corso chilometri sotto il sole di questa città, tra il fumo dell'Etna e la voglia di libertà. Non importa se il fango sporca le scarpe ed il cuore, chi ama davvero non conta le ore e il dolore, perché la vita è una partita che non finisce al 90°, ma è restare fedeli a un eterno battesimo. Una vita in campo tra sudore e gloria, scrivendo con impegno i versi di una storia. Bandiera nel vento che non si ferma mai, come il cuore che batte nel petto degli eroi. Sei capitano, insegna ai ragazzi a sognare, perché un vero campione non sa solo segnare.
Poi il tempo si ferma, ma non si ferma il ricordo. Negli occhi dei piccoli hai trasmesso l'orgoglio e quella passione per diventare grande un giorno. Sai, dicono che la morte sia un fischio finale, ma chi ha vissuto in campo rimarrà reale. Resta lì nel grido della curva, negli occhi della gente che, guardando il cielo, ricorda quel guerriero. Una vita in campo tra sudore e gloria, scrivendo con impegno i versi di una storia. Bandiera nel vento che non si ferma mai, come il cuore che batte nel petto degli eroi. Sei il capitano, insegna ai ragazzi a sognare, perché un vero campione non sa solo segnare. Sopra il Cibali stasera, un uomo, un simbolo, una bandiera vera. Riposa guerriero, il tuo gioco eterno, la tua voce risuona e risuonerà nel tempo. Un premio alla carriera quest'anno, secondo me, che tocca il cuore di molti siciliani. Sono con Maurizio Miranda, uno dei difensori importanti di quell'Licata che volò in Serie B e fece sognare tutti, ma dico tutti, i siciliani. Che bella soddisfazione adesso essere premiato anche per quello che è stato fatto veramente tantissimo tempo fa. Ma per me è un orgoglio essere premiato ed essersi ricordato anche di quando giocavo. Adesso ho intrapreso da molto tempo la strada dell'allenatore e sto venendo da una bella esperienza che abbiamo fatto in Serie A a Malta come collaboratore di Giacomo Modica, che abbiamo fatto un bel campionato e siamo entrati nella Conference League dei gironi. Questa è una bella soddisfazione. Era un qualcosa che mi mancava, anche perché gli anni cominciano ad aumentare, dobbiamo un po' rallentare i ritmi. Mister, ma è cambiato decisamente il vostro calcio con quello di oggi? Ma è cambiato un po' tutto, adesso ci sono più soldi, c'è più propaganda, il giovane viene messo da parte, si cerca sempre l'obiettivo di vincere, però ripeto, il calcio deve essere un esempio per tutti e più che altro una crescita dei giovani. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Quest'anno il Mazzara festeggia gli 80 anni, abbiamo catapultato con il premio Penalty Awards il presidente Totò Asaro, bandiera di un calcio che adesso diciamo non c'è più, presidente. Una bandiera ammainata. Però è anche vero che avete lasciato un segno, quel Mazzara che adesso pian pianino sta cercando di riconquistare posizioni e preferenze anche all'interno dei tifosi siciliani. Certo, questo soprattutto perché effettivamente non c'è città dove giro, magari mi presento con Mazzara è una grande città, una grande, però è bello sentirsi dire queste cose. Anche perché 80 anni non sono pochi. No, 80 anni sono quasi la mia età, però io ne ho vissute nel Mazzara quasi 50 anni si può dire, ed è una bella soddisfazione soprattutto per la città e per i tifosi che ogni anno seguono sempre questa squadra e sono attaccatissimi ai colori. Eccellenza sportiva siciliana di scena oggi ai Penalty Awards con una consegna particolare dedicata ai giovani. Siamo con Giovanni Castronovo. Credo che Caltanissetta sia la giusta kermesse per raccontare questo calcio dilettantistico che non sembra più neanche tanto dilettantistico. No, diciamo che ormai la Serie D è un campionato professionistico a tutti gli effetti, ha l'etichetta del dilettantismo, ma almeno per quanto abbiamo fatto a Caltanissetta abbiamo fatto professionismo a tutti gli effetti. È stata una cavalcata importante, abbiamo fatto un percorso
davvero encomiabile, peccato che non è culminata con la vittoria del campionato, abbiamo vinto i playoff e lasciamo aperta una speranza al ripescaggio, ora vediamo cosa succede nelle ultime ore, le squadre, visto che ci sono qualche squadra in difficoltà. Noi ci speriamo, ma se non dovesse essere ci faremo trovare pronti i nastri di partenza per disputare un campionato da protagonisti in Serie D. Vicepresidente della Nissa FC, quest'anno a un passo dalla Lega Pro, però è anche vero che si festeggia lo stesso una stagione da incorniciare. Tra l'altro Nissa protagonista ai Penalty Awards, siamo con il vicepresidente Savio Ferreri. Presidente, io credo che comunque essere qui comunque è una grandissima soddisfazione. Sì, noi diciamo che per noi abbiamo vinto, anche se ci è mancato pochissimo, ancora speriamo in qualcosa di miracoloso, però siamo sul pezzo, quindi cercheremo nel miglior modo possibile di farci tenere pronti nel momento in cui qualcosa di bello può accadere. Quindi abbiamo fatto una stagione meravigliosa, incorniciata, i ragazzi hanno fatto il loro trend, quindi noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo generato. Non ha vinto il campionato, però è anche vero che è arrivato secondo, è anche vero che ha vinto i playoff. Abbiamo Ciccio Di Gaetano oggi che riceve il premio come miglior allenatore siciliano della Serie D. Una soddisfazione, certo un po' di amarezza, ma conta poco. Avete veramente regalato comunque un sogno a tutti i nisseni. Sì, quello sicuramente, è stata una stagione poi che l'abbiamo vissuta da protagonisti, anche se poi purtroppo non abbiamo vinto direttamente il campionato. Ci siamo consolati con la vittoria dei playoff, che per quello che potrà servire è sempre comunque un qualcosa di importante, anche perché l'hai vinta contro la Reggina, che è una squadra comunque anch'essa costruita per vincere, con un blasone di categoria superiore. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Natale Campisi, la Campisi Group presente anche per questa stagione ai Penalty Awards. Siete praticamente in questo momento in tutte le parti del mondo, vi abbiamo bloccato a Caltanissetta. Siamo venuti ancora una volta da Roma per il mio grande fratello Ettore, per cui che meriti tante, veramente complimenti Ettore per quello che stai facendo, con tanti sacrifici, senza risorse, e per cui c'è da apprezzare. Quindi se non fosse per te, il calcio siciliano anche in questo periodo sarebbe muto. Per cui un plauso a te e alla tua organizzazione, ormai fai parte della nostra costola, per cui per noi è importante esserti vicino a te, e ci teniamo tanto, per cui questa è una cosa come se fosse la nostra, e per cui saremo sempre vicino a te.
La soddisfazione di essere la squadra di futsal che questa sera sarà premiata ai penalty è una soddisfazione immensa per un piccolo centro, che poi piccolo non è, ovvero Canicattì. Sì, diciamo sta facendo delle cose esagerate da questo punto di vista. In questo momento, come ben sai, siamo in un territorio così piccolo, rappresentare la Sicilia come seconda squadra del futsal siciliano dopo la Meta Catania è una grande soddisfazione. Partecipare a una categoria, alla seconda categoria nazionale più importante, è una grossissima soddisfazione e cerchiamo in tutte le maniere e in tutti i modi di andare avanti. Amministratore unico della Nissa, una Nissa che ha sfiorato la Lega Pro, anche se ancora non è chiuso il discorso di una possibile promozione attraverso altri canali. Antonio Marrone, io credo che la Nissa quest'anno ha dimostrato già di essere pronta per il campionato professionistico. Assolutamente sì, buonasera a tutti. La Nissa ha dimostrato sul campo di essere una delle papabili alla vittoria del campionato e ci abbiamo creduto fino all'ultimo e ancora siamo in fiduciosa attesa. Speranzosi oppure siete già pronti anche eventualmente ad affrontare il campionato di Serie D? Sicuramente la nostra direzione sportiva sta attrezzando una squadra che possa andare bene in tutti e due i casi. Siamo molto fiduciosi sull'ipotesi di pescaggio, la Nissa si farà sicuramente trovare pronta. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Sfera Cavallo che vola in promozione, una stagione inaspettata e, se devo essere anche sincero, una stagione che ha coronato anche un tuo sogno personale, vincere un campionato e disputare la prossima stagione il campionato di promozione. Una vittoria, come dice lei, benissimo inaspettata. Inizio anno eravamo partiti a fare la seconda, poi attraverso un ripescaggio abbiamo fatto la prima e man mano, cominciando il campionato di prima categoria, pian piano sono usciti fuori i valori del campo umano e del lavoro settimanale dei ragazzi. Inaspettata, sì. Il mio, come dice lei, non è il primo campionato che vinco, ho vinto anche la terza, ho vinto anche un playoff a Montelepre, perciò da 3 anni che svolgo questo ruolo, che piacevolmente ho intrapreso il ruolo da allenare e perciò in 3 anni ho avuto 3 promozioni. È bello, è stato molto emozionante, ragazzi, se oggi sono qui è anche grazie al mio al gruppo di giocatori che ho avuto, che mi hanno dato la possibilità di essere qui, che mi hanno seguito allenamento dopo allenamento ed è stato molto emozionante perché comunque anche Sfera Cavallo ha raggiunto una storica promozione dove non è mai stata in promozione a Sfera Cavallo, anche per la borgata un grande regalo e un traguardo storico. Raimondo Salemi, ovvero il mister del Cianciana che vince attraverso la Coppa il passaggio di categoria, una soddisfazione volendo doppia. Grande soddisfazione, quest'anno abbiamo fatto grandissime cose, purtroppo abbiamo perso la semifinale playoff, però poi ci siamo rifatti vincendo la Coppa Sicilia. Già questo percorso nostro va dall'anno scorso abbiamo vinto sia il campionato che la Coppa Tenacchia e quest'anno siamo saliti in promozione tramite la Coppa Sicilia. Bomber di razza, bomber di prima categoria, in nomination come miglior giocatore Dennis Monreale. Essere qui oggi a Caltanissetta credo che sia una bellissima soddisfazione. Non avete vinto il campionato, ma insomma ci siete arrivati vicino, ma soprattutto tu hai fatto tantissimi gol. Sì, per me è un onore essere qui, anche perché soprattutto come traguardo personale è un passo molto importante, anche perché un evento di questa caratura mette in luce, mette in mostra con tante persone di spessore. Sì, diciamo che il campionato ci siamo arrivati molto vicini, ma poi diciamo, non eravamo destinati noi di salire quest'anno. E fare gol appunto diciamo che è il mestiere di tutti gli attaccanti e quando appunto succede poi i risultati si vedono. Lorenzo D'Amico, bomber di razza del campionato di prima categoria, ha trascinato il Furci ad una promozione quasi insperata, a dimostrazione che avevate veramente una bella squadra, un bel gruppo, un ottimo allenatore e adesso bisogna pensare al campionato di promozione che vi attende, che è decisamente diverso. Sì, campionato diverso, ambizioni diverse, però
ce la metteremo tutta, ecco, vediamo come andrà questo nuovo campionato e niente, per il campionato scorso abbiamo fatto un'ottima stagione e ci siamo divertiti soprattutto. La tua soddisfazione personale è quella anche di aver fatto tanti gol? Sì, diciamo che da un paio d'anni a questa parte faccio tanti gol, vincere i playoff e vincere il capocannoniere è ancora più bello. Siamo con il direttore sportivo dell'Empedoclina, Filippazzo, prima in panchina, adesso dietro una scrivania, però il calcio fa parte sempre della tua vita. Sì, no, il calcio farà sempre parte della mia vita, da ragazzino che prima da calciatore, poi da allenatore, adesso abbiamo fatto l'esperienza l'anno scorso da direttore sportivo con molti giovani e diciamo che è andato bene, però c'è sempre quella voglia di andare in campo ad allenare, questo ancora lo faccio, ma lo faccio con i ragazzini della mia scuola calcio, quindi... E poi sono anche l'anima di una squadra futura, no? Perché partono dai settori giovanili, quelli che possono diventare dei giocatori importanti. Sì, in effetti noi avevamo più di 10 ragazzini che sono cresciuti da noi nella nostra scuola calcio, facevano parte dell'Empedoclina. È quello che è il progetto di questa società che va in un progetto futuristico anche a livello impiantistico di stadio, è cercare di mettere squadre più giovani possibile anno dopo anno. La Peloro sbarca in promozione e credo che sia una bellissima soddisfazione. Anche tua personale che hai diretto questo gruppo, vieni dalla provincia di Messina. Io credo, Eugenio, che Messina rappresenta veramente un punto di riferimento per il calcio dilettantistico. Tantissime società, tantissimi giocatori. Sicuramente Messina è soprattutto nel prossimo campionato di promozione che andremo ad affrontare, sarà presente con tantissime formazioni, perciò ci si prospetta e ci si aspetta un campionato di promozione di ottimo livello e Messina è piena di squadre importanti e anche di calciatori importanti senza dubbio. E per quanto riguarda invece il tuo percorso? E allora, il mio percorso era l'anno passato, è stato il primo anno in cui ho preso il patentino, perciò ho potuto allenare la prima squadra ed è andata subito nel migliore dei modi. Mi aspetto un nuovo anno importante dove ci sarà sempre ancora da migliorarsi, di mettersi alla prova, sperando di ripetere quello di buono fatto quest'anno. In nomination come miglior portiere del campionato di promozione, un campionato di promozione che tra l'altro ha pure vinto questo Alcamo 1928 che ritorna in eccellenza. In porta c'era Giuseppe Misseri che ha disputato una stagione stellare. Sì, è stata sicuramente una stagione bellissima, soprattutto per come si è conclusa. Essere qui oggi è motivo di grande orgoglio. Adesso finiamo i festeggiamenti ed è tempo di azzerare tutto e pensare all'anno prossimo. Il ruolo dell'attaccante è certamente uno dei ruoli più importanti nel mondo del calcio, soprattutto dilettantistico. Qui accanto ho un bomber di razza, colui che ha trascinato questo Priolo al campionato di eccellenza. Che stagione è stata per voi e per te soprattutto? Sicuramente una stagione per noi da incorniciare, soprattutto per me, perché per un attaccante che soprattutto il gol è fondamentale, poi quando anche contribuisce alle vittorie delle partite, come è successo quest'anno alla vittoria del campionato, è ancora più bello. In nomination come miglior allenatore del campionato di promozione, devo dire che quest'anno il Lascari Cefalù ha veramente sorpreso un po' tutti. Sì, onestamente non ce l'aspettavamo neanche noi di fare questo tipo di campionato. Via via insomma, che disputavamo le partite ci rendevamo conto che la squadra era competitiva e paradossalmente, come ho detto già da un'altra parte, dopo la prima sconfitta in campionato che è arrivata all'ultima di campionato, da lì abbiamo capito che insomma, avevamo tutte le carte in regola per poterlo vincere. L'abbiamo vinto grazie alla società che non ci ha fatto mancare nulla, perché si parte da lì, tu mi insegni. Se non hai le basi solide non puoi vincere. E poi insomma, i ragazzi sono stati esemplari, professionisti, abbiamo fatto veramente del professionismo in promozione. Giovanni, è anche vero che il campionato di eccellenza è un'altra cosa. Sì, ma di comune accordo con la società stiamo pianificando, insomma. La società 2 anni fa aveva commesso degli errori, quest'anno non vuole ricommetterli e quindi ci faremo trovare pronti ai nastri di partenza per quello che sarà il nostro campionato, perché
siamo sempre una neopromossa, quindi il nostro obiettivo sarà chiaramente mantenere la categoria. Poi dico, più in là, anche perché io sono ambizioso, altrimenti non sarei rimasto, quindi più in là magari se può nascere qualcosa la prendiamo, ma diciamo la nostra linea, sia mia che della società, insomma, è quella di mantenere la categoria. Un'altra squadra vincente del campionato di promozione, siamo con mister Intagliata, Priolo, che a sorpresa vince il girone D, dove c'era un Akragas che certamente era la più favorita, a dimostrazione che poi alla fine il lavoro ha pagato, la continuità soprattutto dei risultati. Sì, abbiamo fatto una stagione strepitosa, i ragazzi sono stati perfetti per tutto l'anno, non era facile, sapevamo di avere un avversario veramente forte, però alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo felicissimi. E ringrazio per essere oggi qua, perché comunque ricevere anche un premio personale di gratifica, per cui lo dedico alla società e lo condivido con lo staff e i calciatori. Alcamo 1928 che finalmente ritorna anche in una categoria importante, un'eccellenza a cui mancava da tanto tempo. Devo dire che Vincenzo ha fatto un lavoro straordinario e adesso bisogna puntare forse anche in alto, perché la piazza forse lo richiede. Sì, allora innanzitutto grazie per l'invito, per me è un onore essere qui. Hai detto delle cose giuste, perché Alcamo, diciamo, è una piazza importante, però diciamo, sì, abbiamo fatto qualcosa di unico, ma è tutto merito, diciamo, della società, dei ragazzi, dello staff tecnico, quindi, e anche dei tifosi che ci sono stati vicino. Quindi siamo onorati anche io stesso di essere qui, ma è un riconoscimento, una nomination che viene divisa con tutti i miei ragazzi, con la società e anche con la mia famiglia. Grande stagione per Filippo Tiscione della Lascari Cefalù, è arrivata la nomination, una stagione da incorniciare, quella del gruppo palermitano. Sì, è un campionato importante abbiamo fatto, non era previsto all'inizio, la società ha fatto una squadra per arrivare tra le prime 5, poi come si vuol dire l'appetito viene mangiando e quindi ci siamo ritrovati lì, abbiamo ricompattato questo gruppo tramite società, il mister e tutto lo staff e quindi abbiamo fatto un campionato importante e siamo contenti per quello che abbiamo fatto. La cosa più bella è che avete veramente creato le basi, volendo anche per la prossima stagione. Sì, no, ma quando c'è dietro una società con delle basi importanti è dura non vincere, quindi adesso ci sono le basi per fare bene in eccellenza, spero che la squadra si rinforzi, perché comunque c'è bisogno di rinforzarsi per di categorie di eccellenza e quindi siamo contenti di vedere magari il Lascari anche in eccellenza con una classifica importante. Abbiamo il dirigente Nicchi del Lascari Cefalù, l'ho già detto anche ai ragazzi che sono in nomination, la società quest'anno ha veramente fatto un progetto interessante e si è catapultata anche in eccellenza per la prossima stagione. Sì, con anche la particolarità che abbiamo utilizzato tantissimi under durante il campionato. Noi siamo partiti, come diceva il mister, per fare un buon campionato, ma tutto pensavamo che poi l'amalgama, il mix tra più, diciamo, anziani, chiamiamoli così, e i giovani, poi alla fine ci ha dato i risultati che abbiamo ottenuto. Manteniamo una buona intelaiatura, manteniamo tutti i ragazzi under e quelli non under ma giovani, stiamo strutturando la squadra con qualche ragazzo di esperienza per la categoria, non ci faremo trovare impreparati anche perché veniamo, mi consente il termine, dal morto. Abbiamo fatto tanti errori 2 anni fa e non li ripeteremo sicuramente. Poi volevo portare il saluto di Danny Mocciaro, che oggi purtroppo per un impedimento dell'ultimo secondo è assente. Si scusa con l'organizzazione, si scusa con tutti i presenti e niente, un abbraccio a tutti e complimenti per la manifestazione. Grazie. Rosario Romeo, presidente di questo Santa Venerina che finalmente sbarca la prossima stagione nel campionato di eccellenza. La cosa più bella è che quest'anno vincete il Team Awards, a dimostrazione che la vostra società mira veramente in alto. Sì, intanto grazie per il vostro invito. Sì, quest'anno abbiamo raggiunto un obiettivo storico per il Paese, siamo veramente felici. Abbiamo raggiunto anche una finale di Coppa Italia, quindi un campionato a dir poco stupefacente, quindi siamo veramente felici per questo.
tenendo presente che la prossima stagione sarà diversa rispetto a quella che avete stravinto. Sì, sì, sicuramente, è tutto un altro tipo di campionato, un campionato di eccellenza, sarà un campionato forte, ci sono dei blasoni di squadre importanti e sicuramente noi diremo la nostra, quindi sono positivo anche per la prossima stagione. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. La kermesse dei Penalty Awards di scena qui a Caltanissetta, oggi in nomination uno dei centrocampisti sicuramente più interessanti del campionato di eccellenza appena conclusasi. Parliamo di Alfonso Sessa, Modica che finalmente ritorna in Serie D. Sì, sono contento di essere qui innanzitutto, mi fa molto piacere. Sì, ce l'abbiamo fatta dopo un campionato duro, lungo, però alla fine ce l'abbiamo fatta a spuntarla sugli altri. Tu la Serie D l'hai fatta e sappiamo benissimo che è un altro campionato rispetto a quello dell'eccellenza. Assolutamente sì, molto più impegnativo, molto più dispendioso anche delle energie che magari devi metterci, però Modica è pronta per affrontarlo con tranquillità. Licata Calcio che ritorna in Serie D con anche l'opera meravigliosa di mister Bonfatto che è ritornato a vincere un campionato di eccellenza. Si ritorna in Serie D, Licata aveva bisogno di avere questa dimensione, non so se sei d'accordo Lillo. Sì, assolutamente, dopo l'anno scorso che hanno fatto una stagione un po' particolare, quest'anno Massimino ha cercato di riportare di nuovo insieme a questo gruppo magnifico, di portare di nuovo il calcio che conta a Licata. Sicuramente anche Licata merita altri palcoscenici perché è una piazza molto importante. Noi abbiamo fatto un campionato importante, bellissimo, fatto di tantissimi sacrifici, però devo ringraziare la società che mi ha scelto, ma soprattutto questo gruppo di giocatori. È un Camarat che non ce l'ha fatta, però tutti parlano di questa grandiosa, straordinaria avventura di mister Fabrizio Cammarata in questa realtà che comunque ha buttato le basi. Non è andata bene quest'anno mister, ma io credo che ci sono veramente a questo punto i pilastri per la prossima stagione. No, sì, dai, abbiamo fatto un grande percorso da quando sono arrivato, quindi devo ringraziare in primis la società che ha fatto star bene i ragazzi che dal primo giorno che sono arrivato hanno dato tutto per questa maglia e peccato alla fine, però c'è solo un vincitore, magari meritavamo entrambi, però merito all'Avola che ha vinto. La cosa bella è che ha veramente creato un gruppo che ha portato avanti tutti insieme questo progetto. Sì, no, dal primo giorno che sono arrivato volevo cercare di creare questo, sai, non è facile arrivare in corso, però ci siamo riusciti e quindi abbiamo fatto un grande percorso, penso che abbiamo fatto un grande campionato, abbiamo meritato la finale e poi purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma questo fa parte del calcio. L'Avola finalmente trionfa nel campionato di eccellenza, seppur attraverso gli spareggi nazionali, e sbarca in Serie D. Beh, credo che sia, Presidente, una soddisfazione meravigliosa. Sì, una soddisfazione immensa, soprattutto per il tempo, per il mezzo secolo passato dall'ultima volta che l'Avola disputasse questo torneo, questo grande torneo. Infatti gli avolesi erano contentissimi, hanno blindato questa bellissima vittoria in maniera forsennata perché insomma da troppo tempo mancava questa Serie D. Sì, il pubblico presente allo stadio in eccesso, non c'erano posti che bastavano per accontentare tutti, in tanti sono rimasti fuori e poi, come avete potuto vedere dalle immagini riprese anche a livello nazionale, c'è stata una festa quasi da scudetto da Serie A in città. La Serie D è un'altra cosa, Presidente, lo sa? Penso di saperlo, ma lo vivremo sulla pelle quest'anno. Sì, ci abbiamo creduto sin dall'inizio, Ettore, come hai detto tu. Abbiamo fatto un ottimo campionato, un ottimo girone di andata perché fino all'ultima di andata eravamo testa a testa col Modica, poi naturalmente il girone di ritorno sappiamo tutti che è un altro campionato. Però ecco, noi credevamo in questa promozione e poi tu mi insegni che i playoff è un mini torneo e devo dire che siamo arrivati bene ai playoff, lo abbiamo dimostrato,
anche nelle fasi regionali, battendo prima l'Atletico Catania in casa 4-0 e poi fare un grosso risultato a Vittoria dove avevamo solo un risultato a nostro favore. Addirittura in finale poi avete battuto un'altra squadra siciliana, il Camarat. Sì, prima del Camarat poi abbiamo incontrato quella lucana e poi devo dire, faccio i complimenti comunque al Camarat perché un'ottima squadra, ben allenata da Fabrizio Cammarata, però tu mi insegni che nel calcio in queste partite gli episodi fanno la differenza, quindi ci godiamo questo momento, ecco, la città lo merita perché dopo 53 anni andare in Serie D non è una cosa di tutti i giorni, quindi ripeto, sono contento per la società, per la città, per lo staff tecnico, per i ragazzi perché lo hanno meritato e alla fine ecco, il lavoro paga sempre. Enrico Massimino, presidente di questo Licata che ritorna in maniera trionfante nel campionato di Serie D, ha stravinto l'eccellenza, un progetto che sicuramente vi darà ancora delle belle soddisfazioni anche se il prossimo anno la Serie D, da quello che si può intravedere, sarà veramente molto impegnativa e difficile. La Serie D è sempre impegnativa ed è sempre molto difficile, com'è difficile centrare l'obiettivo della vittoria del campionato in eccellenza, soprattutto il primo anno, quindi ci rifacciamo i complimenti. Sicuramente insomma, sarà un'annata importante l'anno prossimo e speriamo anche noi di dire la nostra. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Oggi il presidente dell'ACI Bonaccorsi 2024 premierà il suo giocatore che vince il Penalty Junior. Siamo con Beppe D'Antone e la soddisfazione che anche se non si vince il campionato si ha la possibilità di lanciare dei giovani e chiaramente Racca è un giovane super interessante. Sì, questa è una grossa soddisfazione perché non solo Francesco che oggi verrà premiato, che è strameritato, ma abbiamo lanciato anche tantissimi altri ragazzi e oltretutto l'anno scorso la Lega ci ha premiato proprio per questo, ci ha dato anche un contributo da questo punto di vista. Sicuramente anche l'anno prossimo si presume manterremo una linea diciamo verde. Progetto Enna Sport 04, abbiamo il presidente Di Dio, non ha vinto niente, però il piacere di partecipare a questo evento negli anni è diventato anche comunque un po' abitudine. Caro Ettore, ci mancherebbe, io sono un tuo amico e ho fatto 2 anni anche ad Enna, al Teatro Garibaldi, in qualità di presidente AIAC. Ora sono presidente del progetto Enna. Stiamo cercando di programmare la stagione 26-27. E quindi insomma siete sempre al lavoro? Sì, sempre con i giovani, siamo affiliati alla Sampdoria, abbiamo un bel programma. Ti ringrazio per l'invito. Tremestieri Terneo a un passo dal campionato di promozione, ma la grande soddisfazione di avere creato una società modello in prima categoria. Alfio Carbonaro è il presidente, state già lavorando per la prossima stagione? Stiamo cercando di allestire una squadra che sia all'altezza anche del prossimo campionato. Penalty Awards, il grande galà dello sport con la presenza dei più importanti nomi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Penalty Awards, un marchio esclusivo Play Village. Presenta Ettore Tortorici. Allora, l'emozione è sempre ogni anno, perché ogni anno dobbiamo sempre inventarci anche delle cose diverse rispetto alle precedenti edizioni, quindi l'emozione è sempre continua, a dimostrazione che comunque anno dopo anno questo premio attira curiosità anche tra gli addetti ai lavori e la pressione nasce dal fatto che bisogna fare sempre delle scelte, certe volte a discapito anche di qualche giocatore che non riesce neanche a rientrare nelle nomination. D'altra parte la stagione è lunga, le scelte sono sofferte sempre, ogni anno.
Ci possiamo aspettare qualche novità, qualche sorpresa per questa edizione o non anticipiamo nulla? Beh, la sorpresa ci sarà, soprattutto nella parte iniziale abbiamo voluto fare un omaggio che credo sia fondamentale per chi ha amato quel personaggio che noi stasera andremo a diciamo, rivivere in prima persona. Si spegne sotto le luci. Non è più tempo di correre, è il tempo di restare. La gloria non è un regalo, è il peso di ciò che hai costruito. Penalty Awards, la misura del coraggio, oltre la linea, dove il destino si decide